Quella del piccolo Ettore, di mamma Elisa e papà Riccardo è davvero un'odissea senza fine. È la storia di un bambino affetto da una malattia rara, dei suoi genitori e di un sistema che, anziché garantire i diritti che la legge prevede, continua a presentare falle, crepe profonde che non garantiscono a Ettore di fare ciò che ogni bambino della sua età fa, ovvero andare a scuola. Sono passati appena 7 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, da quando Ettore, emozionato e orgoglioso, ha iniziato la scuola primaria. Il piccolo, per rimanere in classe, ha bisogno di un'assistente specializzata e formata. Ma sentite che cosa è successo oggi. Ad una settimana esatta dall'inizio della scuola è successo che questa mattina ci siamo stati avvisati che l'unica OS formata e contestualizzata non era disponibile, quindi oggi Ettore non avrebbe potuto andare a scuola come tutti gli altri bambini. Niente OS, niente scuola dunque. Per fortuna che ci ha pensato ancora una volta mamma Elisa, che si è seduta sul banco accanto al suo Ettore per dargli la possibilità di frequentare le lezioni. Il problema nasce dal fatto che in questo momento non c'è una seconda assistente formata e pronta per sostituire la prima in caso di emergenza. A noi era stato comunicato a marzo che ci sarebbe stata cambiata un OS, quindi ci sarebbe stato tutto il tempo per fare le cose nei tempi e nei modi adeguati, però non si è mosso nulla fino a giugno, quando abbiamo mandato una PEC. I tempi di formazione e contestualizzazione sono lunghi e quindi in questo momento non abbiamo ancora le due figure formate. Doveva essere tutto pronto, invece no. E oltre all'urgenza di oggi ci sono anche altre 7 ore di assistenza settimanale non ancora coperte. Una situazione snervante che va avanti da troppo tempo a suon di PEC, avvocati e udienze. La misura per la famiglia Dal Porto è colma già da tempo. Stiamo depositando una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Questa è l'ennesima azione legale che ci stiamo attivando a fare insieme a tutte le altre che abbiamo già fatto, che stiamo facendo.